Allora, rieccoci qua, stiamo parlando anche della flessibilità in uscita, il famoso scivolo agevolato per i pensionati. Che non c'è. Che non c'è, no. Quindi non c'è proprio. No. Tra l'altro la cosa che ha un po' dell'incredibile è che anche con il governo, nonostante ci sia un tavolo aperto e dovrebbero darci delle risposte un po' più nel dettaglio nei prossimi giorni, almeno a noi come pensionati, perché questo è l'unico tavolo che c'è, quello sulla rivalutazione poi dico fra un attimo. Ma non c'è confronto nemmeno sulla riforma Fornero, no? Tutti questi provvedimenti che riguardano milioni di pensionati e di persone, lavoratori, quindi sarebbe di competenza vera del sindacato, in realtà le stanno decidendo a prescindere. E le cose su cui sembrava che ci fosse, diciamo così, un sentire comune, come questo, lo scivolo in uscita, la flessibilità, si diceva attorno, garantendo i 41-42 anni di anzianità contributiva, in realtà non c'è, perché Poletti ieri sera a un forum che ha fatto con Repubblica ha riconfermato che se tutto va bene si andrà 2017, a ridefinire nel 2017. Se tutto va bene. Se tutto va bene. Perché appunto la cosa materia è complicata, teniamo sempre conto che questa legge Fornero ha consentito di risparmiare in 10 anni 80 miliardi, che sono andati purtroppo al debito pubblico. Anche qui ribadisco, prima che arrivino gli SMS ci sono delle responsabilità anche delle organizzazioni sindacali che non si sono arrabbiate a sufficienza. Poi è vero che tutti eravamo terrorizzati che ci succedesse il default come è successo, no? In Grecia, Portogallo eccetera, eravamo in un periodo delicatissimo, però è anche vero che insomma in quell'occasione avremmo forse potuto reagire diversamente. Sta di fatto che adesso siamo in queste condizioni, cioè che dobbiamo vedere di sanare tutte le storture che questa legge ha fatto. Allora, la flessibilità in uscita non c'è, noi non abbiamo una data, neanche un'età, non abbiamo un'età e nemmeno una quantità contributiva certa con cui ognuno di noi possa dire io vado in pensione. Ecco, certezza, manca la certezza, quindi non puoi prevedere nulla. Non lo sai, non lo sai perché cambia continuamente anche l'età a fronte delle aspettative di vita, questo meccanismo infernale che hanno messo, no? Non c'è neanche la certezza sui 67 anni. Però, come diceva Gino, perché io non voglio buttare via tutto, ci sono delle cose che sembrano sciocchezze, però in realtà non lo sono, perché noi stiamo correndo dei forti rischi, di nuovo, anche come pensionati. Per esempio, la cosa che pare ci riconoscano anche a fronte del fatto che l'Europa proprio ieri ha dato la possibilità ai paesi che si stanno facendo carico dei rifugiati in un modo esemplare, noi siamo fra questi, danno una flessibilità maggiore, mi pare dello 0,2% del PIL, insomma ci arrivano 3 miliardi in più, e con questi 3 miliardi una parte la vogliono dare ai pensionati per fare cosa? Per garantire un percorso di riconoscimento fiscale sulla no tax area, cioè i pensionati sono esentati dalle tasse se hanno un reddito inferiore a 7.500 euro, se hanno sotto i 75 anni. Se hanno oltre i 75 anni l'esenzione avviene a 7.750. Tutto il resto dei lavoratori sono esentati dal pagare le tasse se hanno un reddito inferiore dagli 8.000 in giù. Okay? Quindi questo significa che noi paghiamo più tasse, mediamente 1.000 euro in più a parità di reddito dei lavoratori. Questa è una delle cose che noi con forza stiamo richiedendo da tempo, che Poletti quest'estate, quando si è aperto il tavolo, ha detto sì, sarà la prima cosa che vediamo, e poi abbiamo visto che nella primissima stesure che uscivano questa cosa non veniva data. Adesso pare appunto che con questi soldi che arrivano dall'Europa, questo riconoscimento, almeno questo pezzettino potrebbe esserci. L'altra cosa che per esempio noi stiamo richiedendo e che appunto, come ricordavi prima, sembrava fosse quasi scontata già quest'estate, è la rivalutazione, il sistema di rivalutazione delle pensioni che noi abbiamo chiesto che a partire dal prossimo anno, perché adesso c'è una legge che dice che fino al 2016 viene applicato un meccanismo
che è il meccanismo Letta, una roba che si è inventato appunto Letta in una recente finanziaria. Noi vogliamo tornare alle fasce orizzontali come era stato l'ultimo accordo fatto con Prodi, ma anche questa cosa qui costa, cioè orizzontali vuol dire che tu fino a 3 volte il minimo fa conto, hai la rivalutazione totale, benissimo, vuol dire che però tutti, anche coloro che hanno una pensione da 2.000 euro al mese fino a 3 volte al minimo, fino a 1.500 euro, hanno il 100% del riconoscimento, no, del costo della vita. Adesso non è così perché è per fasce orizzontali, tu hai diritto al 100% fino a 3 volte il minimo, bene, se però hai 4 volte il minimo, hai il 75, credo, il 75% adesso con tutti questi numeri, però ce l'hai su tutto il valore della pensione, quindi c'è una diseguaglianza e delle differenze che non vanno bene. La cosa che noi chiediamo è che si torni al meccanismo precedente, che però costava di più, siamo sempre lì, no? Allora anche lì adesso stanno dicendo che forse ci sarà il ripristino di questo meccanismo, perché l'ultima stesura che ho visto io, poi non so se ci sono delle altre cose, ma della legge finanziaria dice che questa estensione è complicata da spiegare, questa estensione del meccanismo di rivalutazione Letta, quello meno equo, esatto. Che ci dà meno. Il meccanismo di rivalutazione vuol dire avere più soldini nella pensione, sì, spieghiamo. Che ti riconoscono l'aumento del costo della vita, e che doveva durare fino al 2016, in finanziaria c'è scritto fino al 2018. Ok? Certo. Noi vogliamo che si torni indietro e che questa cosa venga rimessa. Allora, la cosa allucinante, finisco su questo perché capisco che è lunga la risposta, la cosa allucinante dal nostro punto di vista è che hanno detto che la Fornero l'hanno fatta perché i pensionati sono garantiti e quindi per dare diritti ai giovani, no? E ci hanno contrapposto i giovani. Adesso l'ultima cosa che si stanno inventando, Renzi appunto, è che hanno allungato un meccanismo iniquo di perequazione delle pensioni, questo meccanismo che ci dovrebbe tutelare dall'aumento del costo della vita, perché quei soldi che risparmiano li mettono sull'opzione donna. Quindi prima in contrapposizione con i giovani, sì, adesso con le donne. Oltretutto l'opzione donna, diciamocelo francamente, è un vantaggio e una possibilità importante, per carità, A parte che ci danno, la ripristinano per tutto il 2015, che vuol dire che mettono insieme una legge che c'era già e che loro avevano modificato restringendocela, ma non è che sia tutto questo vantaggio, perché ci si rimette un bel po' di soldini. Infatti forse è bene precisarlo. Ecco, questo in risposta delle signore che ci avevano anche mandato dei messaggi in segreteria dopo la trasmissione. Bisogna stare attenti e fatevi fare i calcoli, quindi non prendete a perolo colato, quindi ribadiamo, ci sono le sedi provinciali delle CGIL, andate a farvi fare i calcoli precisi. E a questo proposito, parentesi, se la sede provinciale, come ci è stato segnalato da alcuni, non risponde al telefono, non risponde perché avete chiamato fuori dagli orari d'ufficio. Ci sono degli orari d'ufficio, mi pare siano dalle 10, facciamo circa dalle 10 a mezzogiorno e mezza, e poi dalle 15 alle 17, quindi fate in questa fascia oraria, mi raccomando. Adesso rispondiamo anche a tutti i messaggi. Vero, stamattina ero con il mio assicuratore per verificare un piano pensionistico volontario, fortunatamente me lo posso permettere, ma non abbiamo la certezza dell'età a cui andare in pensione, un casino pazzesco. Andrea da Ferrara. E rispondiamo anche all'altro messaggio che è arrivato prima, che diceva che la legge Fornero era stata dichiarata incostituzionale, che si diceva assolutamente doveva essere ripresa eccetera, però in realtà poi tale quale resta. In sintesi del messaggio. Come sulla Tasi noi le battaglie le faremo anche se passano anni, nel senso che per quanto riguarda la flessibilità in uscita per noi è un punto fondamentale di arrivare a questa certezza, quindi ci batteremo in questa legge di stabilità e se non è questa anche nella prossima. Noi ce l'abbiamo ben chiaro che bisogna garantire, specialmente a chi ha lavorato di più nell'arco della propria vita, garantire dei diritti che gli sono stati in qualche maniera messi in discussione. Quindi la battaglia noi la continueremo sulle pensioni sia per quelli che hanno tanti anni di lavoro ma anche per i più giovani, perché poi c'è tutto il tema grande, grandissimo che diceva lei all'inizio, che è
quanto prenderà mio figlio che adesso ha appena finito di studiare dopo 40 anni di lavoro. Non ancora arrivare al figlio, quanto prenderà un quarantenne, 45enne, cinquantenne, e qui rispondiamo alle tante signore che ci hanno scritto arrabbiate, che a oltre 50 anni hanno perso un posto di lavoro importante e non riescono a ritrovarlo. Chiaro. E che quindi dicono: che cosa faccio? Cioè, è drammatica la cosa, quindi ce li abbiamo qua dietro l'angolo, non occorre andare a parlare del ventenne, quello sarà una tragedia futura, ma basta vedere a domani, cioè che cosa fanno? Cioè, ma il problema è che o il paese ritorna a crescere o altrimenti non ce n'è per nessuno. Ha detto: io ho 57 anni e non riesco a trovare lavoro per le aziende, sono troppo vecchie. Eccolo qua, appena detto. Nel frattempo come faccio a mangiare, a pagare affitto e le medicine? Unica soluzione: impiccarsi, tanto al governo non gliene frega niente dei problemi di noi comuni mortali e i giovani continuano a restare disoccupati o emigrano. Ecco, mai ricorre alla disperazione, una soluzione c'è, quindi se non altro rivolgetevi ai comuni che si apriranno le braccia, però insomma ci sono associazioni di volontariato, quindi qualcosa possono fare, se non altro anche la CGL, lo SPCGL, ha tantissimi uffici che possono dare una mano. Rispondiamo. Allora, rispetto... Era legato a questo messaggio era legato a quello che diceva, insomma. Si può intervenire non solamente nel costruire possibilità, e ci possono essere modalità diverse, insomma in altri paesi ce lo insegnano, costruire possibilità sia di lavoro ma anche di copertura sociale. In altri paesi esistono sistemi di copertura reddito minimo garantito e via dicendo, molto più sostanziosi che non nel nostro paese, per cui si possono fare degli interventi che non sono necessariamente quelli di trovare il posto di lavoro immediatamente, ma di creare un percorso anche per le nuove... Ma non si vogliono trovare, perché del reddito di cittadinanza sociale, che dir si voglia, si è parlato tantissimo, eccetera, ma no, è stato detto dentro questa legge di stabilità, nei provvedimenti, è vero che è una quota piccola per adesso, è previsto un finanziamento sotto la voce lotta alla povertà, 600 milioni di euro. Il prossimo anno dovrebbero essere più di 1 miliardo, quindi qualche segnale c'è, però non è sufficiente. Certo che è anche che sotto l'aspetto del lavoro bisogna creare degli strumenti per dare, cioè non può essere solamente il bonus che quest'anno è stato di 8.000 euro per le assunzioni a tempo indeterminato. Il prossimo anno sarà bonus alle imprese. Il prossimo anno sarà un po' meno. Non può essere semplicemente un bonus che va alle imprese, bisogna creare opportunità di lavoro, specialmente in ricerca, questo che forse manca nel nostro paese, l'attenzione rispetto alla ricerca. Spingere per le aziende che investono in ricerca e innovazione, certo. Questo è fondamentale. Allora, siamo arrivati fuori tempo massimo, io vi ringrazio della vostra partecipazione, il tempo vola, questo argomento ancora lo affronteremo, perché abbiamo visto che purtroppo sono d'attualità, purtroppo c'è grande interesse anche da parte delle persone che hanno delle emergenze, quindi sentirsi sostenuti o comunque che certi problemi vengono affrontati è molto importante. Per quanto riguarda un familiare che rinuncia al lavoro per assistere per anni i propri genitori invalido a casa, nel resto dei paesi europei si ha un riconoscimento di questo, o niente, domanda lecita, visto che in Italia siamo obbligati all'assistenza domiciliare della sanità, paghiamo per arrangiarci, questo è un altro grandissimo questa è la cosa problema. Che dicevamo anche prima, che siano le badanti o che siano i familiari. Siamo per il riconoscimento di quello che viene detto, il lavoro di cura. Assolutamente, che poi tra l'altro mai rinunciare, purtroppo bisogna dirlo, al lavoro è fuori per fare un lavoro di cura, perché una volta che non viene tra l'altro riconosciuto, perso il lavoro, è perso per sempre, usciti dal mercato, rientrare diventa difficilissimo, forse questo va detto, perché purtroppo certe scelte che una volta uno poteva fare anche a cuor leggero, dire dopo ritorno, come un po' le mamme, eccetera, adesso siamo in un paese in cui purtroppo non è neanche data questa scelta. Allora, grazie Rita Turati, grazie Gino Ferraresso, li avremo ancora con noi ospiti per approfondire questo tema, dedicheremo un altro approfondimento serale senza dubbio tra magari un paio di settimane alla sanità per vedere cosa succederà e dove si andrà a parare. Intanto a voi grazie di aver partecipato, ci troviamo come sempre domani.